Operazione della Guardia di Finanza alla clinica Tricarico di Belvedere, arresti e sequestri per bancarotta. All'indomani delle dimissioni del commissario dell'ASP di Cosenza, Zuccatelli, il sindaco Stasi dice fate presto. Partorienti scrivono alla Santelli non è giusto partorire in solitudine. Il sindaco di Cassano, dopo il fatto di sangue di ieri, difende la sua città, non è mafiosa. La città di Torano si candida ad ospitare il Frecciarossa, la stazione ferroviaria è in ottimo stato. Buonasera ad Anna Franchino della redazione di Teleeuropa Network. Come avete visto dai titoli in apertura, la cronaca con i magheggi contabili alla clinica Tricarico di Belvedere Marittimo nel Cosentino scoperti dalla Guardia di Finanza. 3 gli arresti, i soldi sarebbero stati usati anche per le barche di lusso. L'indagine è stata avviata dopo il fallimento della struttura sanitaria, un crack finanziario da cui poi sono partite le indagini. Un fallimento milionario, soldi di creditori e dipendenti della clinica Tricarico finiti altrove, usati per barche di lusso e pagamenti personali. In manette sono finiti Ciro e Pasquale Rosano Tricarico, domiciliari per Fabrizio Rosano Tricarico. I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito questa mattina le 3 misure cautelari e posto i sigilli, sequestri preventivi, sia in forma diretta che per equivalente, per 7 milioni di euro. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta e fiscali, un flusso di denaro le cui tracce hanno seguito i finanzieri di Cosenza, l'attività investigativa che ha fatto luce sul crack finanziario dell'Istituto Ninetta Rosano e della Casa di Cura Tricarico Rosano di Belvedere Marittimo tra i mesi di luglio 2018 e settembre 2019, indagini partite proprio dal tracollo finanziario della struttura sanitaria. È stato accertato che queste fuoriuscite di denaro avvenivano o tramite il pagamento di prestazioni di lavoro autonome a favore degli indagati per importi milionari che in realtà si sono rivelate mai eseguite, anche attraverso bonifici a favore di 2 società estere aventi sede in Gran Bretagna, cui è stata ricondotta la disponibilità agli stessi indagati e che avevano in gestione 2 yacht sempre nella disponibilità degli indagati. È stato analizzato anche delle operazioni di cessione di ramo d'azienda che si sono rivelate fittizie, in quanto sono state, la società che ha acquistato non aveva né la consistenza patrimoniale né comunque il prezzo era congruo in base alla società che veniva affittata. Nelle carte dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Paola si evidenzia la costante distrazione di fondi perpetrata per anni che avrebbe impoverito nel tempo la clinica, con conseguenze pesanti per i creditori sociali e l'erario. La clinica era una clinica comunque operativa. Poi oltre a questo comunque abbiamo ricostruito delle distrazioni di somme di denaro, l'una cosa non esclude l'altra. La situazione debitoria che poi ha dato luogo appunto a una procedura fallimentare e lì, come era nostro dovere, ci siamo attivati. L'inchiesta avrebbe smascherato i magheggi contabili degli indagati che avrebbero gestito la clinica nonostante la massa debitoria di circa 120 milioni di euro. Lasciamo solo per il momento la cronaca, però restiamo in ambito sanitario perché all'indomani delle dimissioni del commissario dell'ASP di Cosenza, di interim, Zuccatelli, il sindaco Stasi dice fate presto. Sentiamolo ai nostri microfoni. Chiede l'intervento del ministro Speranza. Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, che dopo le dimissioni del commissario Giuseppe Zuccatelli dice l'ASP di Cosenza non può restare senza governance, è già accaduto in passato e non può accadere in un momento così delicato dal punto di vista sanitario. Abbiamo già avuto modo purtroppo di verificare che l'azienda sanitaria senza governance è un disastro. Inutile utilizzare mezzi termini. I primi mesi in cui mi sono insediato si sono passati la mano addirittura a 3 reggenti che sicuramente non per loro responsabilità, scusate per il posto, ma ripeto c'è stata una frana per cui ho appena finito un sopralluogo, non sicuramente per loro responsabilità, ma di fatto c'è bisogno di persone che hanno
la possibilità di assumersi delle responsabilità. È un'azienda sanitaria troppo importante, che ha troppi problemi, che ha troppe cose sospese per continuare a essere senza governance. Le dimissioni del commissario sono, diciamo, il frutto, dal mio punto di vista, di una certa confusione istituzionale venuta fuori anche a seguito del decreto Calabria. Ne prendiamo atto. Non possiamo però permettere che l'azienda sanitaria provinciale più grande della regione resti senza governance, perché, ripeto, lo abbiamo già vissuto ed è stato un disastro. Penso che ci riuniremo a breve anche come comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci e chiederemo subito al Ministro di portare, di concertare, così come è previsto dal decreto Calabria, con il Presidente della Regione, con il commissario Cotticelli, un nome e che si dia immediatamente una governance a questa azienda sanitaria. Lo chiediamo in tempi rapidissimi, lo chiediamo entro la prossima settimana. E la Regione non eroga risorse aggiuntive previste dai decreti Cura Italia e Rilancio per i lavoratori della sanità impegnati proprio nell'emergenza coronavirus. La denuncia è dei sindacati che annunciano la mobilitazione. In Calabria non ci sono le risorse per medici, infermieri, OSS, insomma per i lavoratori della sanità impegnati nell'emergenza Covid. A denunciarlo CGIL, CISL e UIL, medici che evidenziano come il governo, attraverso 2 decreti, il Cura Italia e il decreto Rilancio, abbia espressamente destinato risorse economiche alla remunerazione dei rischi e dei sacrifici degli operatori sanitari. Decreti quali prevedono che anche le regioni possano destinare risorse aggiuntive per estendere le indennità contrattuali a tutti coloro che hanno prestato servizio nelle attività di assistenza e cura dei pazienti Covid. In tutte le regioni sono stati sottoscritti accordi con le organizzazioni sindacali per lo stanziamento delle risorse governative. In Calabria, invece, affermano CGIL, CISL e UIL medici, nonostante gli impegni verbali, nell'incontro avuto ieri al Dipartimento della Salute si è consumata l'ennesima retromarcia rispetto agli impegni assunti. È stato infatti comunicato alle organizzazioni sindacali che non era possibile indicare l'impegno ed eventuali risorse aggiuntive da parte della Regione Calabria, proposta irricevibile per i sindacati del comparto sanità, che hanno annunciato l'eventuale proclamazione dello stato d'agitazione dei lavoratori, consapevoli che le difficoltà del sistema sanitario calabrese non sono ascrivibili ai lavoratori e non possono sempre essere scaricate sulle spalle di chi si è sobbarcato di responsabilità complesse e rischi per la propria salute e quella dei propri familiari. Parliamo invece adesso dell'ASP di Reggio Calabria, dove denuncia marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza proprio della regione, le cure dei minori sono paradossali. Assistenza ai minori affetti da diabete mellito, un problema che nel Reggino si ripresenta periodicamente e dopo le ultime vicende che riguardano l'ASP di Reggio arriva la denuncia del presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, Antonio Marziale. Nel 2015 Massimo Scura, commissario ad acta per la salute in Calabria, istituisce 3 punti rete per la cura del diabete adulto e infantile presso il territorio della ASP di Reggio Calabria. Locri, Polistena, Reggio. Nel 2017 il direttore generale del GOM Grande Ospedale Metropolitano, Frank Benedetto, decide di aprire un ambulatorio diabetologico pediatrico. In piena coronavirus il direttore sanitario della ASP contemporaneo, Salvatore Barillaro, comunica che non è più Reggio Calabria, GOM, Grande Ospedale Metropolitano, il punto per i bambini diabetici, l'ambulatorio, perché la dottoressa Mariella Bruzzese, responsabile medico, non è più in questa ASL e manda tutti all'Ocri. Però il problema è che all'Ocri il responsabile medico era la stessa dottoressa Bruzzese e quindi non funziona neanche l'Ocri. Ora, come si fa a mandare da Reggio all'Ocri sapendo che la responsabile è la stessa e sapendo che se è chiuso Reggio sarà chiuso anche l'Ocri? 1 più 1 fa 2. Storia paradossale che comunque porta 150 minori a dover andare fuori regione.
forse la più vicina è Messina. Adesso vi parliamo della lettera dei futuri genitori alla Presidente della Regione Calabria. Chiedono che i papà possano entrare in sala parto per poter essere presenti alle nascite dei figli. In altre regioni, affermano, accade, sono disponibili anche a un'auto ad autoattrezzarsi di dispositivi di protezione individuale. Eccola la lettera inviata alla Presidente della Regione Iole Santelli. A scrivere sono futuri genitori che nei prossimi mesi dovranno affrontare un percorso il cui punto di partenza non include la presenza di entrambi. Parliamo della nascita di un figlio a cui i papà al momento per le restrizioni imposte dal Covid non potranno assistere. Madri e padri che hanno sperato, viste le riaperture di questi giorni, che qualcosa potesse cambiare. Tra tante libertà concesse, scrivono, ci viene negata ancora una molto importante, ovvero quello di poter includere i papà al momento del parto. Non si tratta di estranei, precisano i sottoscrittori della missiva che sono di Cosenza. Saremmo anche disposti, sottolineano, ad attrezzarci autonomamente con i dispositivi di protezione individuale. Parliamo sempre dello stesso nucleo familiare, di tutti i papà che hanno diritto a partecipare a uno dei momenti più importanti e sicuramente unico, come già sta avvenendo in altre regioni d'Italia, nonostante siano state maggiormente colpite dal virus. La nascita di un bambino, la speranza della vita che ha continuato il suo corso anche nell'emergenza. I genitori, insomma, chiedono ora di poter condividere un momento irripetibile. Siamo ormai nella fase 3 in cui si viaggia e si esce liberamente. Le restrizioni per le famiglie sembrano davvero troppo rigide. Adesso parliamo del bollettino regionale, perché è l'8° giorno in cui non si registrano nuovi contagi in Calabria. I guariti sono 959, calano ancora i ricoverati. Secondo i dati diramati dal bollettino della Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 70.813 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.158, 0 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 69.655. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 14 in reparto, 4 in isolamento domiciliare, 165 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 2 in reparto, 65 in isolamento domiciliare, 367 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 3 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 246 guariti e 19 deceduti; a Crotone 3 in isolamento domiciliare, 109 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 72 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente della rianimazione ricoverata al Pugliese ha eradicato l'infezione ed è stato inserito fra i guariti della sua provincia, Crotone. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso, e dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono ad oggi in totale 6.766. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Adesso ci spostiamo a Cassano allo Ionio, dove il sindaco, dopo il fatto di sangue di ieri, difende la sua comunità e dice: non siamo mafiosi. Ieri l'agguato è avvenuto a Cassano allo Ionio, dove ha perso la vita a colpi di Kalashnikov Francesco Elia, imprenditore agricolo. Rimasto gravemente ferito invece un cittadino di origini romene che era insieme alla vittima, ma l'episodio ha creato paura e sgomento nella comunità e il sindaco Gianni Papasso, nonostante la preoccupazione per quanto avvenuto, non ci sta a far passare il comune da lui amministrato per una città mafiosa. È chiaro che quello che è accaduto mette gravissima preoccupazione nel sindaco e nella comunità tutta, perché ancora una volta purtroppo siamo costretti a ricordare gli anni del passato, quando la lotta di mafia
lasciava tante morti sul selciato e minava profondamente l'immagine della comunità cassanese. Tengo a ripeterlo con forza. Cassano è abitata dalla stragrande maggioranza di persone per bene e oneste, tanti giovani professionisti che vogliono guardare al futuro in maniera speranzosa, tanta gente che vuole lavorare nella legalità, nella libertà, nella più profonda onestà, in un rinnovato civismo per dare speranza alla comunità e soprattutto ai giovani che devono coltivare una nuova speranza. Ovviamente noi censuriamo, bocciamo profondamente quello che è avvenuto, l'atto consumato è di una straordinaria preoccupazione. Noi stiamo dalla parte dello Stato, il sindaco, l'amministrazione comunale tutta, i cittadini, la popolazione, la stragrande maggioranza della popolazione è insieme allo Stato, con lo Stato, insieme alle forze dell'ordine, insieme alla magistratura per assicurare alla giustizia i responsabili dell'efferato delitto, ma la gente è costernata, molto ma molto dispiaciuta, perché noi stiamo inseguendo la speranza del riscatto. Noi siamo una comunità che ha lottato, ha combattuto il Covid-19, noi abbiamo avuto soltanto un caso di striscio, la comunità ne è uscita indenne, la comunità è pronta anche per ospitare, noi siamo una città ospitale, noi abbiamo 7 km di costa, abbiamo tanti beni culturali, questi fatti di sangue minano questa predisposizione e la gente è molto molto dispiaciuta, ma allo stesso tempo reagisce per dire no alla violenza, no alla criminalità, no alla mafia. Si torna a parlare invece adesso fra favorevoli e contrari del ponte sullo Stretto dopo le parole del Premier Conte che ieri in conferenza stampa ha detto valuterò senza pregiudizi. Si torna a parlare del ponte sullo Stretto di Messina, un progetto da anni messo da parte, sul quale però si riaccendono i riflettori dopo le parole del Premier Giuseppe Conte. Io non voglio declamare delle opere immaginifiche. Io non a caso ho parlato di una rete infrastrutturale materiale viaria che è inaccettabile. Ho parlato di un collegamento ad esempio della Basilicata, la costa ionica che è priva di reale collegamento. Ho parlato di un binario unico che in questo momento c'è da pescare a Bari e a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare. Roma-Pescara. È impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia, quando tutto questo faremo, quando ci metteremo a un tavolo e quindi già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti, mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il ponte sullo Stretto. Il Premier dunque apre uno spiraglio a chi è favorevole alla costruzione del ponte, un'opera da alcuni avversata, da altri sostenuta. La deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio di Montecitorio Stefania Prestigiacomo ha presentato una mozione alla Camera sottolineando che il ponte sullo Stretto è una grande occasione di sviluppo per il Sud. I Verdi però non sono d'accordo definendo il ponte un'opera inutile. Si riaccende dunque il dibattito politico intorno alla realizzazione di questa grande opera. A proposito di infrastrutture, propongono una fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano a Torano. Ci sperano sia i sindaci della zona che anche gli utenti dell'area urbana Cosenza-Rende, che avrebbero uno scalo intermedio fra Sibari e Paola da sfruttare per salire sul convoglio ad alta velocità. Per noi è andato a Torano Gianluca Pasqua. Regionale 12-7-3-4 Trenitalia, proveniente da Cosenza e diretto a Sibari delle ore 14:20. È in arrivo al binario 1. Chissà se l'altoparlante della stazione di Torano Lattarico prima o poi annuncerà il passaggio del Frecciargento Sibari-Bolzano. Lo sperano i sindaci dell'area che hanno sposato la proposta di Franco Corbelli. Il convoglio ad alta velocità, che parte da Sibari alle 6:33, ha rappresentato una svolta per gli utenti dello Ionio e con uno scalo intermedio tra Sibaritide e Paola si potrebbe ottimizzare il servizio per decine di migliaia di cittadini che orbitano nell'area di Torano e anche nell'area urbana di Cosenza, distante soltanto una ventina di minuti di autostrada. Cerchiamo sempre di fare cose positive per il territorio e quindi per dare
l'intera media valle del Crati, visto che è così vicino all'area urbana. Credo che siamo convinti un po' tutti che bisogna dare un senso anche agli investimenti. Qui sono stati investiti 14 milioni di euro di soldi pubblici della Comunità Europea, dell'Unione Europea, ma anche nostri, quindi soldi di tutti. Il senso non era solo quello, non deve essere solo quello di far passare i merci, solo i treni merci, ma anche di sfruttare le eventuali opportunità come queste della Freccia d'Argento. Lo abbiamo detto quando è stata attivata, lo ribadiamo adesso con tranquillità, senza gridare, senza porre condizioni o dire ce lo devono dare a tutti i costi. Riteniamo che chi ragiona su queste cose dovrebbe fare un po' i calcoli e capire che è un'opportunità importante, soprattutto per chi viaggia e quindi per un'intera collettività. La parola passa a RFI. C'è un progetto che prevede l'adeguamento dello scalo di Montaltofugo. Quello di Torano ha già strutture e servizi adeguati. Perché non approfittarne in tempi brevi e a costo zero? Noi facciamo sia gli appelli, possiamo fare anche un consiglio straordinario qui con tutti i sindaci del comprensorio. Lo potremmo fare e lo faremo se sarà necessario, ma lavoriamo sul buon senso di chi, diciamo, decide come Trenitalia in questo momento, perché credo che sia Trenitalia che decide, e quindi se decide Trenitalia gli è stato chiesto e gli continueremo a chiedere di fare dare questa opportunità. Poi domani, se fra un anno, 6 mesi arriverà una nuova opportunità in un altro posto e si valuterà una cosa diversa, migliore di questa, ne prenderemo atto, ma credo che al momento questa sia una soluzione molto importante, visto che è a cavallo tra Sibari e l'area urbana del Cosenza Rente. Non si hanno più notizie da ieri alle 20 di Romano Melicchio, un uomo di 85 anni che è uscito dalla propria abitazione, lo vedete nella foto, di Valle Giannia a Piano Lago di Santo Stefano di Rogliano. L'uomo, lo vedete, ha i capelli bianchi rasati e gli occhi di colore castano e al momento della scomparsa indossava un giubbotto arancione. Chiunque lo abbia visto può contattare la famiglia al numero 347 83 56 62. E a proposito di anziani, stanno tutti bene? L'hashtag scelto dalla Casa di Cura San Giovanni Battista di Figline Vegliaturo per lanciare un messaggio di fiducia a chi in questo momento delicato anche per le residenze degli anziani. Nella struttura gestita dal Delfino sono state applicate tutte le cautele per tenere lontano il rischio del contagio, sacrifici anche per i parenti dei degenti, ripagati però dai risultati ottenuti con gli screening effettuati in questi giorni. Bella mia, sì, ti voglio bene, sto con te, sì amore mio. Milva e Concetta sono divise da un vetro, l'abbraccio è virtuale ma l'amore tra madre e figlia attraversa il cristallo ed è una fedele rappresentazione del periodo che stiamo vivendo. Concetta è una delle ospiti della Casa di Cura San Giovanni Battista di Figline Vegliaturo, struttura realizzata dall'amministrazione comunale del centro cosentino, inaugurata nel 2019 e gestita dal centro di solidarietà Il Delfino. Il distacco è stato necessario per salvaguardare gli anziani ospiti della struttura. Signora Milva, da quanto non abbraccia la mamma Concetta? È da gennaio, da prima che fosse, diciamo, il fatto del coronavirus, dove loro sono stati bravi a poter, diciamo, chiudere subito perché c'era l'emergenza di poter chiudere, e io sono felice di questi operatori dove hanno tanto amore. Più che altro ho un dolore, però ho gioia a poter trovare persone come loro, operatori di questa struttura, e un giorno penso che arriverà a poter abbracciare mia mamma presto. Per il momento mi accontento di questo, diciamo, contatto. Le cautele adottate hanno preservato personale e ospiti dal rischio del contagio e l'hashtag stanno tutti bene adesso, dopo l'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, è una realtà. La nostra struttura al momento può ospitare 25 anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Le giornate si svolgono da programma, vengono effettuate, svolte ogni giorno attività ricreative, di socializzazione e soprattutto di stimolazione cognitiva. C'è l'educatore professionale che è presente quotidianamente, che li segue, quindi ogni ospite ha il proprio percorso e progetto individualizzato. Facciamo proprio i PAI, che sono i progetti assistenziali individualizzati per ogni ospite, che vengono poi condivisi
sia con gli ospiti sia con i familiari. Noi già dai primi di marzo abbiamo inizialmente sospeso le visite da parte dei familiari per poi interromperle completamente. Abbiamo però attivato quotidianamente delle videochiamate. All'interno della moderna palazzina, che ha 25 posti disponibili, gli anziani sono impegnati nelle attività quotidiane di svago e socializzazione che li tengono lontani dalle confortevoli stanze. Leonardo, il più anziano, ha 95 anni. Rita, Hilde e gli altri attendono che passi anche questa bufera per poter riabbracciare i propri cari, e questa volta senza un vetro che li separi. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Dopo la fase instabile e fresca di questi giorni, il Mediterraneo centrale si appresta ad accogliere una perturbazione atlantica piuttosto veloce ma con effetti localmente rilevanti. Intanto sulla Calabria vivremo una fase di attesa con temporaneo rialzo termico prima di un peggioramento previsto per la giornata di venerdì. Domani nuvoloso, molto nuvoloso al mattino con piogge temporali che dal Tirreno sfonderanno in particolare su quasi tutta la provincia di Cosenza, ma anche su aree litorali tirrenici ed interni del Catanzarese, Vibonese e Reggino. Fenomeni più deboli altrove, migliora ovunque nel corso del pomeriggio. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani venti ovunque dai quadranti meridionali tra deboli e moderati, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio. Mari tra poco mosso e mosso il Tirreno e Alto Ionio. Molto mosso il settore ionico Reggino e Catanzarese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.